Ok, buonasera a tutti. Vorrei subito iniziare questo culto al nostro Signore dei giovani e degli adolescenti invitandovi a fare un bellissimo passo avanti. Prego, vedo tante sedie libere qua davanti. Non vorrei cominciare ad elencare i vostri nomi perché so che le vostre mamme guardano la live e quindi si potrebbero sentire un pochino in imbarazzo. Perciò vi prego un pochino avanti. Sapete che conosco i vostri nomi, i campeggi mi sono serviti a qualcosa. Grazie, davvero grazie. Lasciamo le sedie giù in fondo per le visite, per le persone che si devono occupare dei bambini, per le persone che magari non sono sempre qua. Grazie ragazzi. Bene, allora, alziamoci in piedi innanzitutto, muoviamoci un po', facciamo una vita così sedentaria. Muovete un po' le vostre caviglie, fate un po' scorrere il sangue in questi arti, giù in fondo, ok? Muovete le braccia, guardate la vostra destra, guardate la vostra sinistra. Quello è un fratello che non state vedendo una settimana. Salutatelo, stringetegli la mano, dategli un abbraccio, chiedeteli come sta. Il bello della Chiesa è che non è questa cosa unica, non è questa cosa in cui ci sei solo tu, ma ci sono anche i tuoi fratelli. Perciò guarda i tuoi fratelli, quelle persone che magari conosci, con la quale magari sei amico, con la quale magari hai un rapporto stretto. Tu sei qui in questo momento con loro ed è esattamente con loro che ti invito di lodare insieme. Lodiamo insieme il nostro Signore, non tanto perché ci sentiamo bene, non tanto perché magari abbiamo ricevuto qualcosa di bello, ma perché Lui è degno di questa lode di adorazione. Noi lo lodiamo per quello che Lui è. Perciò cantiamo insieme. Buonasera Chiesa, che stasera possiamo adorare il nostro Dio con tutto che abbiamo, che possiamo veramente lasciare il nostro cuore davanti al suo altare, perché Lui merita, perché Lui è il nostro Dio e perché Lui è il nostro Padre, amen. Innalzo un alleluia davanti ai miei nemici, innalzo un alleluia sopra l'incredulità, innalzo un alleluia, mi armo di una melodia, innalzo un alleluia, il cielo lotta già per me. Cantiamo innalzo un alleluia, innalzo un alleluia davanti ai miei nemici. Cantiamo con tutto il nostro cuore, innalzo un alleluia sopra l'incredulità, innalzo un alleluia, mi armo di una melodia, innalzo un alleluia. Cantiamo con il nostro cuore, il cielo lotta già per me, io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la melodia ruggirà, una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, in me vivo. Non sono alleluia con tutto quello che c'è in me, innalzo un alleluia, il male fuggirà da me, innalzo un alleluia davanti ai misteri, innalzo un alleluia, la paura non ha forza in me.
mezzo alla tempesta, sempre più forte, la mia lode ruggerà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, ire vivo. Cantalo più forte, 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 davanti ai miei nemici, cantalo più forte, sogno l'incredulità, cantalo più forte, cantalo più forte. Facciamo con tutto il cuore. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte, la melodia ruggerà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, ire vivo. In alzo un alleluia, in alzo un alleluia, in alzo un alleluia, in alzo un alleluia, in alzo un alleluia. Io non lo so cosa stai passando in questo momento, forse sei in un momento di difficoltà e molte volte in questo momento noi riusciamo a sentire il nostro Dio, ma posso dirvi una cosa con sicurezza, Lui è con noi. Dobbiamo fidarci di Lui perché Lui è al nostro lato, se siamo tristi, se noi stiamo bene, Lui comunque è di fianco a noi, Lui è comunque disponibile per una preghiera, per una lode, quindi questo momento che siamo qua come Chiesa è il nostro momento di adorare il nostro Dio, il nostro momento di essere quello che Dio ci ha creato da essere, quindi che possiamo cantare assieme, che possiamo lodare assieme e che possiamo essere con il cuore spezzato per il nostro Gesù Cristo. Amen. sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, Tu sei la forza, Tu sei la mia speranza. Cantiamo con il nostro cuore. Eterno Dio, eterno amore, fedele sei, non cambi mai, Tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, Tu mi difenderai, non sto qui alla mia vita. sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte Se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. oh Dio, Tu sei la forza, Tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amore, fedeli sei, Signore, non cambi mai, Tu sei da sempre.
eterno Dio eterno, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, difenderai, custodirà la mia vita. Gloria al nostro Signore Gesù Cristo. Con la nostra fede e non la ci resisterà. In mezzo alle tribolazioni con tutto il nostro cuore. Vittorioso sei, nella tempesta stai, tuo nome infallibile, i re crollano, tuo trono sempre sta, tuo nome mai cambierà. L'inferno non esisterà e non mai ci fermerà. Io ti adorerò. Le mura lui scioglie, alziamo la nostra voce come un tono impetuoso, Dio potente sei, Dio grande sei, venga il cielo, noi
tempesta stai. Tuo nome, Signore, tuo nome infallibile, i regni crollano, tuo trono sempre sta. Tuo nome mai chiama, vittorioso sei nella tempesta. Tuo nome infallibile, i regni crollano, tuo trono sempre sta, tuo nome mai cambierà. Grazie, Signore, che possiamo lodare il tuo santo nome, perché possiamo essere qua, Signore, in chiesa, Padre, perché abbiamo un posto, Padre, in cui, Padre, ti sentiamo, in cui, Padre, possiamo lodare il tuo nome. Grazie, Signore, grazie, perché possiamo sentire la tua presenza, perché possiamo, Padre, sentire che sei qua, Padre, vicino, Padre, di fianco. Grazie, Signore, grazie. Grazie perché sei sovrano, Padre, grazie perché hai donato il tuo unico figlio, Signore. E Lui è stato in quella croce, Signore, per i nostri peccati, Signore. Per questo momento Lui è stato là, Signore. Per questo ti ringraziamo, Padre, che possiamo ogni volta che siamo qua in chiesa, che possiamo essere completamente qua, con il nostro cuore qua, con la nostra anima qua, Signore. Perché, Signore, qui è la nostra casa, Signore. Per questo ti ringraziamo, Padre. Grazie, Signore. Io non parlavo mai, tu cantavi su di me. Ecco quanto buono sei con me. Io non vivevo mai, tu soffiavi vita in me. Ecco quanto buono sei con me. Oh, travolgente, infinito, audace amore tu, lascia ancora le 99 per cercare me. Non ho meritato né guadagnato, ma è così che ami tu. Oh, il travolgente, infinito, audace amore. Yeah. Lottavi per me quando ero nel ecco quanto buono sei con me. Lottavi per me quando ero meritevole. Ecco quanto Buono sei. Se Dio è buono con te, canti con tutta la tua forza. travolgente, infinito, Audace amore tu, lascia ancora le 99 per cercare me. non l'ho meritato. Né guadagnato, ma è così
in sicurezza, perché il Signore lotta per noi in ogni momento. Il Signore lotta per noi, per le nostre vite. Credi in questo e dichiaralo. Ogni ombra, scali ogni montagna per raggiungermi. Abbatti ogni barriera, scacci ogni menzogna per raggiungermi. Illumini ogni ombra, scali ogni montagna per raggiungermi. Abbatti ogni barriera, scacci ogni menzogna per raggiungermi. Illumina ogni ombra, scagli ogni montagna per raggiungermi. Abbatto ogni barriera, scacci ogni menzogna per raggiungermi. Ancora. Illumina ogni ombra, scagli ogni montagna per raggiungermi. Abbatto ogni barriera, scacci ogni menzogna per raggiungermi. Oh, il travolgente infinito audace amore tu, lascia ancora le 99 per cercare me. Non l'ho meritato né guadagnato, ma è così che ami tu. Oh, il travolgente infinito audace amore tu. Signore Padre, ti ringrazio per la vita di ogni mio fratello e ogni mia sorella questa sera, Padre. Ti ringrazio anche per la tua presenza nelle nostre vite, Signore. E io ti ringrazio perché questa sera tu ti sei manifestato in mezzo a noi, Padre. Ti ringrazio perché non smetti mai di mostrare la tua bontà verso di noi. Ti ringrazio perché non smetti mai di lottare le nostre battaglie, Signore. E molte volte pensiamo di riuscire a farcela da soli, ma la verità, Padre, è che non riusciamo, Signore, non riusciamo a combattere da soli, non riusciamo a farci forza solo con le nostre possibilità, con le nostre forze, con le nostre conoscenze, Padre. Molte volte pensiamo di essere autonomi, Signore, ma la realtà è che siamo dei bambini che hanno bisogno del loro Padre, che hanno bisogno di questa cura, di questo amore, di questo affetto speciale che solo tu puoi darci, Signore. E quindi io ti chiedo, Signore, per questa generazione, Padre, di curare ogni cuore questa sera, di prendere le ferite e abbracciare, Signore. Molte volte abbiamo semplicemente bisogno di un tuo abbraccio, semplicemente bisogno di sentire la tua voce, Padre. E quindi ti chiedo, Signore, che questa sera chi ha bisogno di sentirti e di sentirti vicino, Signore, possa sentirti, Signore, possa davvero ascoltare quello che hai da dire, che possa davvero sentire il tuo abbraccio, che possa sentirsi avvolto dal tuo amore, dal tuo spirito che ci consola, Signore. Apri i cuori di questi ragazzi, Padre, e non lasciare che nessuno di loro si allontani da te. Magari alcuni di loro non vogliono starti vicino, Signore, ma io ti chiedo di non smettere mai di bussare alla loro porta, Padre. Non smettere mai di chiamarli per nome, Signore. Non smettere mai di cercarli, Padre, perché in fondo ognuno di noi ha un disperato bisogno di te, Signore. Quindi non smettere mai, Signore, di stare al nostro fianco, di cercarci, di curare le nostre ferite, di darci forza e di fare l'impossibile, di fare miracoli nelle nostre vite, Padre, perché sei un Dio di miracoli. A volte ce ne dimentichiamo, a volte non lo accettiamo, non lo concepiamo, Signore, ma tu sei un Dio di miracoli, tu fai miracoli nelle nostre vite, tu vuoi farli, Signore. Abbiamo bisogno soltanto di un po' di fede, Padre. Grazie, Padre, per la tua presenza questa sera, Signore, nel nome santo di Gesù. Amen. Ma non abbiamo ancora finito. Io ho rallentato questa canzone perché Dio ha parlato tanto forte con me. Avete mai percepito
che noi siamo nella presenza del Dio che è tutto potente. Scusatemi per le parole sbagliate, ma avete mai fermato per percepire dove noi siamo? Avete mai chiesto perché tu sei qua? Quello che questa canzone dice è molto forte e tante volte noi la cantiamo in maniera tanto meccanica. Dio ti cerca ogni giorno. Lui va ovunque per cercare te, a me. E quanto noi stiamo cercando Dio? Va bene, Dio ci sta cercando, ma quanto io sto cercando Dio? Perché io vengo qua in un sabato sera? Non potevo fare qualcos'altro? Forse non sarebbe più interessante andare a mangiare qualcosa? Per me no. Ma per te com'è? Dio ci sta chiedendo, e guarda che io sono una persona molto timida. Voi potete vedermi qua suonando e facendo questi movimenti qua, ma io sono una persona molto timida. Per fermare, per parlare qualcosa, perché Dio mi ha parlato con me in maniera tanto forte. Per dire a te, Dio ti sta cercando, ma inizia a cercare Dio. Non solo qua, nella tua settimana, nel tuo giorno. Quando noi siamo qua lodando a Dio, stai lodando col tuo cuore o vieni qua soltanto per vedere i tuoi amici? Qua non è un posto di amicizia, qua è un posto di lode. Lode al Signore, quello che ci ha dato la vita. Il Signore dell'audace amore, quello che stiamo cantando adesso. Il Signore che ci toglie in mezzo alla tempesta. Il Signore che fa tutto per noi. Cosa noi facciamo per Lui? Cantiamo un'altra volta questa canzone, però adesso con cuore, cercando a Dio. Se tu non vuoi cantare non c'è nessun problema, ma almeno lodi al Signore con il tuo corpo, lodi al Signore con i tuoi pensieri, perché è per questo che noi siamo qua. Perché noi abbiamo una settimana tutta sbagliata. Forse tra di voi io sono il più sbagliato, ma io sono qua davanti a Dio che mi ha cercato per tutta questa settimana, per dire a Dio: Signore, scusami davvero, perdonami davvero. Io sono qua suonando, non per me, non per te. Io sto suonando per tu, Gesù. Io sto lodando a te, Gesù, con tutta la mia forza. Cerca il Signore nel tuo cuore. Questo è il motivo della nostra esistenza, per lodare a Dio. Non siamo qua per il nostro piacere, non siamo qua per giocare, per vedere l'Olimpiade, no, non siamo qua per lavorare. Noi siamo in questo mondo per un motivo, perché noi siamo fatti per lodare a Dio, perché Lui ci ama. Cantiamo un'altra volta, da capo, questa volta più forte, con sincerità nel nostro cuore. Amen. Le lettere. Le lettere, per favore. Questo fa parte. Non parlavo mai, tu cantavi su di me. Ecco quanto buono sei con me. Lui è buono con te? Io non vivevo mai, tu soffiavi vita in me.
Ecco quanto buono sei con me. Oh, intravolgente, infinito, audace amore tu. Lascia ancora le 99 per cercare me. Non ho meritato, davi per me quando ero nero. Ecco quanto buono sei con me. Pagavi per me quando ero immeritevole. Ecco quanto buono sei con me. Cantiamo. Oh, travolgente, infinito, audace amore tuo. Lascia ancora le 99 per cercare me. Non ho meritato, mi guadagnato, ma è così che ami tu. Oh, intravolgente, infinito, audace amore tuo. Illumina ogni ombra, scali ogni montagna per raggiungerti. Abbatti ogni barriera, scacci ogni menzogna per raggiungerti. Illumini ogni ombra, scali ogni montagna per raggiungermi. Batti ogni barriera, scacci ogni menzogna per raggiungermi. Illumina ogni ombra, scali ogni montagna per raggiungerti. Hai capito?
ringrazio per la tua presenza di nuovo questa sera, Padre, perché non è mai abbastanza, Padre. Ti ringrazio per tutti i miei fratelli, tutte le mie sorelle, ti chiedo di benedire le loro vite con la tua presenza, Signore. Che questo momento di stasera possa non solo continuare per tutta la sera, ma per tutta la nostra vita, Padre. Che la prossima settimana noi possiamo cercarti di più, Signore. Che la prossima settimana noi possiamo davvero sentire un profondo desiderio di andare alla tua presenza, Signore. E che non possiamo mai dimenticarci, Signore, che tu sei là ad aspettarci a braccia aperte, che tu sei là, che vorresti poter parlare con noi in ogni momento, in ogni istante. E molte volte noi magari preferiamo fare altro, preferiamo guardare il telefono, guardare TikTok, guardare YouTube, guardare la TV, guardare le Olimpiadi, Signore. Ma la verità è che la cosa più importante sei tu, Padre, la cosa più importante, l'unica cosa che dovremo veramente cercare è la tua presenza, la tua volontà per le nostre vite, Signore. E ti chiedo di aiutarci a capire più in profondità com'è stare alla tua presenza, Signore, com'è cercarti e com'è avere una relazione con te, Padre. Benedici la vita di ogni adolescente, ogni giovane qui presente questa sera, Padre. Ti ringrazio per le loro vite, Signore. So che hai un'opera meravigliosa che vuoi fare attraverso ognuno di loro, attraverso i loro talenti, le loro capacità, Signore, e anche attraverso le loro non capacità, Signore, le loro difficoltà. Hai grandi piani per le loro vite, Padre, e che il diavolo non possa rubare questa verità a nessuno di loro, Signore. Ti chiedo questo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Che bello poter godere di questo travolgente, infinito, audace amore di Dio. Cosa molto interessante perché Dio ce l'ha promesso. E noi oggi parleremo per l'appunto di questo stasera. Promesse. Credo che tutti voi siate familiari con il concetto di promesse. Continueremo a trattare con questo personaggio che ci sta già accompagnando ormai da mesi e mesi, secondo quello che stiamo leggendo in questo libro, che è il nostro carissimo amico. Sono tutti addormentati. Ok, qual è il personaggio del quale stiamo continuando a trattare da mesi e mesi, secondo i nostri culti del sabato? Il nostro carissimo amico? Davide. Credo di aver sentito un Samuele là in mezzo, mi dispiace, oggi non è la tua serata, ma va bene, parleremo di Davide. Allora, in questo momento della sua vita, Davide è al picco, ok? È in quel momento in cui aveva il regno che gli era stato promesso, i suoi nemici o erano morti o erano troppo spaventati per muovergli guerra o per dargli fastidio, e il suo regno era stabile. Finalmente ha combattuto così tanto per questo momento, ora se lo può godere. Però Davide, in mezzo a questo momento, questo apice della sua vita, si fa una domanda. La possiamo trovare in 2 Samuele, capitolo 9, e vi invito gentilmente a trovarvelo nelle vostre Bibbie perché non troverete i versetti scritti lì sopra, perché avete tutti un bel telefono, se non ce l'avete cartaceo, ai campioni, i cavalieri che la portano cartacea, davvero complimenti, Dio vi benedica. Se non l'avete portata questo sabato, tranquilli, ci saranno altri sabati nel quale portare la vostra Bibbia cartacea. Perciò, se apriamo le nostre Bibbie in 2 Samuele, capitolo 9, il primo versetto. 2 Samuele, Vecchio Testamento. Se aprite la vostra Bibbia a metà e trovate Salmi, siete troppo avanti, tornate un pochettino indietro. Ok? Bene. Questo versetto ci dice: Davide disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale possa fare del bene per amore di Jonathan? Che domanda particolare. Perché importarsi di Jonathan in un momento come questo? Del figlio di Saul. Questa è una nuova era, un nuovo regno. Chi è che importa del passato? A Davide. A Davide importa perché si ricorda chiaramente una promessa che aveva fatto a Jonathan mentre stava ancora scappando da Saul. E il concetto chiave di stasera, che credo l'abbiate già sentito in
tanti modi diversi, è il concetto che una promessa è una promessa. In verità noi promettiamo tanto nella nostra vita, noi diamo la nostra parola, per utilizzare un termine più arcaico, tante volte nella nostra vita. Magari non ve ne accorgete, però anche magari mentre state giocando, anche mentre magari state parlando con gli amici, le amiche, promettete. Giusto per buttarvi così qualche esempio, dato che è un culto di giovani, posso fare questo genere di cose, ma qua videogiocatori ne abbiamo, vero? Sì, gente che gioca, sì, perfetto. Quando arrivate e urlate in chat vocale dicendo no fra, ti giuro è one shot, dai vieni, shot kill, poi vieni a arrestarmi, ti giuro è one shot. State giurando. Non esattamente qualcosa di biblico, su quello ci potremo poi ritornare, ma comunque voi state dando la vostra parola di quello che avete visto. Oppure magari facendo un esempio che magari può essere più facile per le ragazze, ma quando arriva l'amica e fa no Amio, non puoi capire, io con lui zero, no, non ci voglio combinare nulla, quello lì io non lo voglio neanche parlare, non lo voglio neanche vedere, non so perché le mie imitazioni femminili sembrano tutte ragazze provenienti da Milano, non so, poi andiamo a farci un'ape, non lo so, ma comunque vi beccate questa mia imitazione, ok? E in quel momento state promettendo. Coppie sposate, credo che le persone sposate qui sappiano esattamente cosa sia una promessa, no? L'avete fatto nel giorno più bello della vostra vita, no? Quel famoso, guarda, prometto di amarti, di onorarti, di starti vicino in salute, in malattia, nella ricchezza, nella povertà, nella gioia, nel dolore, eccetera, eccetera, eccetera. È una promessa. Sono promesse molto importanti. Ora, dato che gran parte del mio pubblico è composto da una fetta di adolescenti che sono in una relazione, sia chiaro, le promesse che vi siete fatte a vicenda non sono un vincolo matrimoniale, ok? Non sono a livello di un vincolo matrimoniale. Questo non vuol dire che le vostre promesse che vi siete fatte a vicenda possono essere lanciate fuori dalla finestra. Se avete dubbi, rivolgetevi al vostro pastore in confidenza per capire meglio, perché questo attualmente non è lo scopo di questo messaggio, non è il focus di questo messaggio. E questa promessa di cui ha parlato Davide l'ha fatta in un momento molto critico della sua vita. Lo possiamo leggere in 1 Samuele, capitolo 20, basta che portate un po' indietro, lasciate un ditino su 2 Samuele, capitolo 9, ci ritorneremo, questi i vantaggi della Bibbia cartacea, che potete lasciare il ditino per poi tornarci molto velocemente, ma in 1 Samuele, capitolo 20, i versetti 14 e 15, Jonathan, figlio di Saul, dice a Davide: nel caso poi che mio padre voglia farti del male, te lo farò sapere e ti lascerò partire perché tu ti metta al sicuro. E il Signore sia con te come è stato con mio padre. Possa tu, se sarò ancora in vita, usare verso di me la bontà del Signore perché io non muoia. Non cessare mai di essere buono verso la mia casa, neppure quando il Signore avrà sterminato dalla faccia della terra fino all'ultimo i nemici di Davide. Jonathan è morto. Ma non è morto il patto che Davide aveva stretto con lui. Ed è molto interessante perché nessuno avrebbe biasimato Davide se lo fosse dimenticato, se l'avesse ignorato. Dopotutto era una promessa fatta in gioventù. Dai, in gioventù chi è che qua non ha mai sbagliato mentre era più piccolo? No? Siamo tutti giovani, siamo tutti impulsivi, diciamo la prima cosa che passa per la testa. Chi è che segue questo genere di promesse? Saul era un nemico di Davide, lo voleva morto. Chi è che onora i nemici e i figli dei propri nemici? Il re è impegnato, il re ha una nazione da guidare, non può permettersi di fermarsi in queste piccole cose. Eppure Davide si ferma e lo fa. Davide guarda queste cose di piccolo conto perché capisce che una promessa è una promessa. E anche le promesse fatte durante la primavera, quando il clima è bello e ci sono i fiori che sbocciano, sono promesse che vanno mantenute anche nel grigiore invernale. Sono promesse che vanno mantenute. Però trovare discendenti di Saul non è qualcosa di facile. Anzi, c'è soltanto un vecchio servo che lo può aiutare. Lo possiamo trovare in 2 Samuele, capitolo 9, versetti 2 e versetti 3. In cui sta scritto: c'era un servo della casa di Saul, di nome Siba, che fu fatto venire da Davide. Il re gli chiese: sei tu Siba? E gli rispose: servo tuo. Il re gli disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale io possa far del bene per amore di Dio? Tanto interessante questa formula, perché prima aveva detto per amore di Jonathan, adesso amore di Dio. Siba rispose al re: c'è ancora un figlio di Jonathan, storpio dei piedi.
Siba non fa nessun nome, eppure fa notare al re che il ragazzo è storpio, è disabile. Come per dire, attento, questo ragazzo non è che sia esattamente qualcuno che ti porti a palazzo davanti al popolo. Siba non ci dà dei dettagli su questo giovane. Il capitolo 4 di 2 Samuele però sì. Questo ragazzo è Mefiboset, figlio di Jonathan, che quando aveva 5 anni ha perso il papà e il nonno, stesso giorno, e nella fuga per paura che il nuovo re lo uccidesse, la sua baglia che lo stava trasportando l'ha lasciato cadere, gli si sono rotte entrambe le caviglie ed è rimasto storpio per tutta la vita. Wow, Siba e Mefiboset, 2 nomi davvero molto piacevoli. Giovani coppie sposate, se avete intenzione di fare un figlio ed è maschio, consiglio subito 2 nomi, Siba e Mefiboset, un successone in classe che non vi so dire. Ma analizzando la figura di Mefiboset, possiamo vedere come era il legittimo erede del trono, figlio di Jonathan, figlio di Saul, ex re di Israele, stato vittima di una caduta, è stato abbandonato, storpio, disabile, a Lodebar, che è una città il cui nome tradotto letteralmente vuol dire senza pascolo, quindi non esattamente la Las Vegas dell'epoca, e dove ha vissuto la sua vita con questa paura di essere ucciso, dove si doveva nascondere dal re del momento. La risposta di Siba a Davide sembra insinuare una domanda. Sei sicuro? Vuoi davvero avere qualcuno come lui qui? Se vi sembrano parole tanto dure, dobbiamo sempre ricordarci che nella mentalità dell'epoca essere disabile, principalmente di entrambi i piedi, non saper camminare da solo, era praticamente come morire, eri inutile a tutto. Davide però è sicuro. Davide manda i suoi uomini a chiamarlo, possiamo dire che fosse nel mondo moderno, per usare un anacronismo, manda una limousine a prendere questo ragazzo che probabilmente sta facendo le sue ultime preghiere perché sta dicendo: mi hanno scoperto, sanno che sono il legittimo erede al trono, ora sto arrivando davanti al re in modo che io sia giustiziato. Però non succede. E leggendo i versetti dal 6 al 10 c'è questo momento davvero, davvero bello, in cui sta scritto: e Mefiboset, figlio di Jonathan, figlio di Saul, andò da Davide, si gettò con la faccia a terra e si prostrò davanti a lui. Davide disse: Mefiboset, e lui rispose: ecco il tuo servo. Davide gli disse: non temere, perché io non mancherò di trattarti con bontà per amore di Jonathan tuo padre, ti restituirò tutte le terre di Saul tuo nonno e tu mangerai sempre alla mia mensa. Mefiboset si inchinò profondamente e disse: che cos'è il tuo servo perché tu ti degni di guardare un cane morto come sono io? Stupendo, Davide neanche gli risponde. Allora il re chiamò Siba, servo di Saul, e gli disse: tutto quello che apparteneva a Saul e a tutta la sua casa io lo do al figlio del tuo signore. Tu dunque con i tuoi figli e con i tuoi servi coltiverai per lui le terre e li porterai in raccolto, perché il figlio del tuo signore abbia pane da mangiare. Mefiboset, figlio del tuo signore, mangerà sempre alla mia mensa. E qua notate bene, Davide aveva una promessa da rispettare? Sì, certo. Però questo ragazzo, una volta trovato, gli poteva mandare dei soldi, gli poteva mandare un vitalizio, che comunque sarebbe stato un adempimento della sua promessa. Ma Davide lo invita a mangiare alla mensa del re. La mensa del re è il luogo più esclusivo dell'epoca. Le persone che mangiano a tavola con il re sono i suoi familiari e dei fedelissimi, delle persone che avevano questo gigantesco onore. Quindi immaginate la scena, abbiamo questa tavola imbandita con ogni ben di Dio, abbiamo Davide a capotavola ovviamente, il re, abbiamo suo figlio Absalom, che la Bibbia ci dice che era anche un bel ragazzo, poi abbiamo Tamar, probabilmente un altro bellissimo ragazzo, passi di fianco a Salomone che probabilmente stava studiando qualche proverbio e trovi Mefiboset, uno storpio con il quale Davide non aveva nessun rapporto di parentela. Ed è interessante perché questo ragazzo non ha buoni collegamenti, non ha delle capacità che potrebbero rivelarsi utili al re, è lì solo per via di una promessa. Il re è benevolo non perché Mefiboset se lo merita, ma perché l'ha promesso.
E qui la storia di Davide continua, Mefiboset non sentiamo più parlare del suo nome, se non dopo una quindicina d'anni, quando avviene una specie di colpo di Stato, il figlio di Davide, Absalom, ribelle, prende il potere, costringe Davide a fuggire da Gerusalemme e il re, disonorato, è seguito solo da un pugno di persone, proprio le persone che gli erano più fedeli. E indovinate chi è con Davide in quel momento difficile? Siba, non Mefiboset. Siba, il servo di Saul. E la cosa peggiore è che Siba gli dice che Mefiboset è rimasto a palazzo e sta cooperando in quel colpo di Stato, sta lavorando per il figlio ribelle. La vicenda continua, magari ci ritorneremo un altro giorno perché adesso stiamo facendo un piccolo fast forward. Absalom muore, Davide torna a palazzo giustamente nel suo posto, dove incontra Mefiboset con dei vestiti sporchi, la barba incolta, e Mefiboset gli racconta tutt'altra storia. Gli dice che lui voleva seguire Davide, ma Siba, il servo, si è rifiutato di caricarlo su un asino per permettergli di seguirlo. 2 versioni, 2 persone. Qual è la verità? Che qualcuno mente. Siba, il servo, fedele? Mefiboset, questo ragazzo che non aveva nulla e ha ricevuto tutto? Qual è la verità? Non lo sappiamo. E non lo sappiamo perché Davide non se lo chiede. Davide non se lo chiede perché non ha importanza. E qui sinceramente io vorrei saltare sul collo di Davide e chiedergli: ma come fai a dire che non ha importanza? Potresti avere un traditore davanti a te. Ma la questione è che se Mefiboset ha mentito, resta. Se ha detto la verità, resta. Il posto a palazzo, il posto alla mensa del re non dipende dal suo comportamento, ma dalla promessa di Davide. Perché? Perché Davide è così leale? Mefiboset non dà nulla e riceve tutto. Da dove tira fuori Davide la determinazione necessaria a mantenere una promessa fatta più di 20 anni prima? Se potessimo chiederglielo, probabilmente Davide sposterebbe la nostra attenzione dalla sua storia a quella che è la storia di Dio. Perché è Dio che stabilisce i criteri per l'osservanza di un patto. Dio promette e non infrange mai le sue promesse. Il termine ebraico, tradotto nelle nostre Bibbie con la parola patto, significa un accordo solenne e vincolante. E nelle scritture ci sono davvero tanti esempi di questi accordi solenni e vincolanti. Il primo che mi viene in mente è Noè. Immagino che tutti voi sappiate la storia di Noè. In Genesi 9 possiamo trovare una promessa che è famosissima, potete cercarlo nelle vostre Bibbie, Genesi 9, i versetti dall'11 al 13, se partite dall'inizio della vostra Bibbia è più facile, Genesi, primo libro della vostra Bibbia. I versetti 11-13 in cui sta scritto, questo Dio che sta parlando: io stabilisco il mio patto con voi, nessun essere vivente sarà più sterminato dalle acque del diluvio e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Dio disse: ecco il segno del patto che io faccio tra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi per tutte le generazioni future. Io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra. Ogni arcobaleno ci ricorda la promessa di Dio. Questa promessa che non verrà mai rotta. Un altro grande personaggio dell'Antico Testamento che subito viene in mente quando si parla di patto è Abramo. Abramo viene come un esempio molto, molto facile, no? Per via di quella promessa sulla sua discendenza, questo vecchio uomo accompagnato da una moglie sterile a cui viene promessa un'intera discendenza. Ed è molto interessante il momento che possiamo trovare in Genesi capitolo 15, perché nell'antico Medio Oriente chi faceva una promessa passava, camminava in mezzo alla carcassa di un animale diviso in 2.
accettando così di andare contro quel destino in caso non avesse mantenuto fede alla sua parola. E in Genesi 15, versetti dal 17 al 18, troviamo esattamente questo, in cui sta scritto: «Or come il sole fu tramontato e venne la notte scura, ecco una fornace fumante e una fiamma di fuoco passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore fece un patto con Abramo, dicendo: io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate». Dio prende sul serio le sue promesse e le sancisce in un modo drammatico. Prendiamo come ultimo esempio Osea, personaggio famosissimo che immagino tutti voi sappiate la sua storia a memoria, vero? No, vabbè, comprensibile, è un profeta minore, di solito viene trattato poco. Ma questo personaggio, questo uomo, questo profeta, 700 anni prima della nascita di Cristo, riceve un ordine da parte del Signore di sposare la prostituta Gomer. Anche qua, altro bellissimo nome, giovani coppie sposate, se avete una figlia potete affidarle il nome di Gomer, ok? In modo che poi quando cammini per strada, ah sì, come la prostituta, ah sì, quella di Osea, wow, un nome stupendo, biblico, ok? Osea, davanti a questo ordine, ubbidisce. Gomer ebbe 3 figli, nessuno di loro da Osea, abbandonò il marito per fare quello che oggi potremmo definire la ragazza squillo in un locale di spogliarelliste, e nel punto più basso della sua vita è stata venduta all'asta come una schiava, dove Osea l'ha ricomprata. Perché una donna che non solo è una prostituta, non solo è adultera, non solo è nel gradino più basso della società dell'epoca, perché? E Osea ce lo spiega. Osea, capitolo 3, versetto 1 e 2, ve l'ho messo qua giusto per farvi questo piacere, per accelerare un po' i tempi. Questo Osea che sta parlando: il Signore mi disse, va ancora, ama una donna amata da un altro e adultera, amala come il Signore ama i figli di Israele, i quali anche si volgono ad altri dei e amano le schiacciate d'uva. Allora me la ricomprai per 15 sicli d'argento, per un comer d'orzo e per un letec d'orzo. Hai bisogno di un'immagine, hai bisogno di un ricordo per questo Dio che mantiene le promesse? Guarda Osea che riacquista sua moglie. Guarda la fiamma che passa in mezzo alla carcassa di quell'animale per la promessa e il patto fatto ad Abramo. Guarda l'arcobaleno, oppure guarda Mefiboset. Ricordi particolari della sua tragedia? Più o meno, molto riassunto in 4 punti. Lui è nato come legittimo erede del trono, è stato storpiato da una caduta, è stato abbandonato storpio in un paese sconosciuto, dove visse con la paura di essere ucciso. Lo sapete la cosa interessante? Questa è la tua storia. No, ma come? Ma io non sono storpio. È la tua storia. Non sei nato come figlio di un re, e neanche di un re, ma del re. Non ti sei trovato zoppo a causa della caduta di Adamo ed Eva, qualcosa che magari tu non potevi controllare. Chi tra di noi non ha vagato in un deserto, abbandonato dalle persone più prossime, più vicine? Però poi è cambiato tutto. È arrivato un messaggero del re. E chiunque sia arrivato, non so chi ti ha portato questa notizia, non so se sia stato un amico, un compagno, un familiare, un genitore, però questo messaggero del re è arrivato da te e ti ha detto: guarda, non ci vorrai credere, ma il re ha riservato un posto speciale nella sua tavola per te, una sedia con il tuo nome scritto sopra. Il re ti vuole nella sua famiglia. Magari ti starai chiedendo: ma perché? A causa della tua intelligenza? Dio non ha bisogno di consulenti. A causa del tuo conto in banca? Per Dio non vale un centesimo. A causa delle tue capacità organizzative? L'architetto dell'universo non ha bisogno delle tue capacità organizzative oppure dei tuoi consigli.
L'invito che ti è arrivato non ha niente a che vedere con te, ma ha tutto a che vedere con Dio. In Tito 1, 2, che di nuovo ve l'ho messo lì sopra, sta scritto: nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da Dio, che non può mentire. La tua vita eterna non è frutto dei tuoi sforzi, non è perché ti sei comportato bene, non è perché sei salito su un palco, non è perché hai predicato, ma la tua vita eterna ha origine nel patto, è sancita dal patto e si fonda sul patto che Dio ha stretto con l'umanità ben prima che tu nascessi. Dio mantiene le sue promesse, Dio non è un uomo che può mentire, e il fatto che Dio mantiene le sue promesse non ti può ispirare a mantenere le tue? Molto probabilmente, non conosco la tua situazione nello specifico, ma può essere che stai affrontando un momento nel quale hai bisogno di ispirazione. Solo Dio sa, questa ispirazione per mantenere la tua promessa. Sia chiaro, io non voglio dipingere un'immagine tutta rosa e fiori o minimizzare le difficoltà che ciascuno di noi affronta, che ciascuno di noi combatte per mantenere la promessa. Ci sono circostanze in cui tutto quello che puoi fare non è abbastanza. Magari non è abbastanza per uno specifico individuo, magari non è abbastanza per un datore di lavoro, magari non è abbastanza per un partner. Ci sono momenti quando magari la persona con la quale hai fatto una promessa, la persona che hai sposato, sceglie di andarsene e tu non hai modo di trattenerla. Oppure possono esserci momenti in cui la persona che hai sposato sceglie di abusare di te, sceglie di farti male, sceglie di maltrattarti e tu non puoi rimanere. Ci sono momenti in cui l'amore più puro può non essere ricambiato. E durante questi momenti, naturalmente, ti senti male. Sei stanco, sei adirato, sei deluso. Parlo tanto della questione del matrimonio perché è la promessa più facilmente visibile nelle nostre vite, però potrebbe essere una promessa che hai fatto con un amico. Magari questa non è l'amicizia per il quale hai combattuto. Magari questo non è il matrimonio che ti aspettavi. Magari questi non erano i patti con la quale vi eravate messi d'accordo. Ma hai fatto una promessa. E io oggi qui ti voglio esortare a fare il possibile per mantenerla. E qualcuno di voi giustamente potrebbe guardarmi e potrebbe dire: perché dovrei? Perché dovresti? Per comprendere la profondità dell'amore che Dio ha per te. Quando ami chi non ama, getti uno sguardo su ciò che Dio fa per te. Perché dal punto di vista di Dio, noi siamo quelle persone che non danno nulla e ricevono tutto. In base al patto abbiamo ricevuto questa vita eterna, eppure siamo le stesse persone che ingannano, siamo le stesse persone che si allontanano da Dio, che adulterano il rapporto, che cercano qualcos'altro per riempire quel buco dentro di noi. Perciò quando rimani alla finestra, magari ad aspettare il figlio prodigo, quando fai ciò che è giusto, anche quando qualcuno ti fa un torto, quando ami i deboli, gli ammalati, quando ami qualcuno che poi non ti ama più indietro, quando ami i bugiardi, quando ami i traditori, quando ami chi ti spezza il cuore, tu stai imitando ciò che fa Dio e stai imparando un po' quello che Dio fa per te in ogni momento. Considera a fondo le battaglie che lotti,
per mantenere le tue promesse. Prendi appunti. Dio ti sta invitando, ti sta offrendo questa opportunità di capire più a fondo il suo amore per te. Credo che tutti qua sanno, no? Il nome della nostra Chiesa, Agape, una forma di amore scritta con la parola in greco, quell'amore che tutto dà e nulla si aspetta, quell'amore incondizionato, quell'amore che va, quell'amore che ama qualcuno che non se lo merita, qualcuno che nel caso migliore non ha fatto nulla per guadagnarselo, nel caso peggiore ha fatto di tutto per toglierselo, eppure quell'amore biblico, quell'amore divino che Dio ci ha dato per prima. Vorrei pregare insieme a voi, vi invito a chiudere gli occhi, abbassare la testa e riflettere sulle promesse che magari avete già fatto nella vostra vita, sulle promesse che avete intenzione di fare, sulla promessa che Dio ha fatto per te, quella promessa che non può mai andare via. Abbiamo cantato il travolgente, infinito, audace amore di Dio, quell'amore che non si ferma davanti a nulla, un amore che si basa su un patto. La tua vita eterna ha origine in questo patto, è sancita, è sigillata in questo patto e si fonda unicamente su questa promessa che Dio ha fatto verso di te. Padre, noi ti glorifichiamo, ti lodiamo per quello che sei. Noi siamo qui davanti a te per poter proclamare il tuo nome sopra le nazioni, sopra le difficoltà. Santo, 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 questo è il tuo nome, Padre. Quando guardiamo i nostri vicini, Padre, io ti voglio ringraziare. Vorrei ringraziare qui tutti insieme come Chiesa per quell'amore profondo che hai verso di noi, quell'amore che dà senza aspettarsi nulla in cambio. Padre, noi ti ringraziamo insieme come Chiesa, come corpo, come famiglia. Ti ringraziamo per questo infinito amore che attui verso di noi. Ti ringraziamo, Padre, per questa promessa che hai fatto e che continui a mantenere nelle nostre vite. E Padre, è in base a questa promessa che io mi voglio appendere a questo patto. Ti prego, Padre, quando pecchiamo, quando sbagliamo, quando siamo nella difficoltà, quando abbiamo poca fede, Padre, ti supplico, ricorda del tuo patto, ricorda della tua promessa. Quando noi ti invochiamo, Padre, insieme, da soli, nella felicità, nella tristezza, ti prego, Padre, ricorda delle tue promesse. Tu ce le hai date, tu le hai sancite e sappiamo che tu, Padre, non puoi mentire. Ci appendiamo sempre a queste promesse come stanno scritte nella tua parola, in modo che tu ci possa perdonare, Padre. Sappiamo che tu sei fedele e giusto, tale da perdonare le nostre iniquità, i nostri peccati. Perciò ti chiediamo perdono per quelle promesse che magari abbiamo rotto o che non abbiamo preso bene a fondo. Padre, ti supplico, perdonaci, non perché ce lo meritiamo, ma sempre perché tu ci hai promesso che l'avresti fatto se noi fossimo andati da te. Ti ringraziamo, ti proclamiamo e ti chiediamo tutto questo nel nome di Gesù. Amen. Vi invito ad alzarvi in piedi per il nostro momento di decimi, di offerta, il nostro momento di lode e celebrazione insieme al gruppo della lode.
spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amore, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custoderai la mia vita. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amore, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amore, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Che bello essere riuniti qua, no? Abbiamo offerto anche col nostro cuore, bello, con la nostra voce, anche quello va bene, offrire con noi stessi. E dopo questa predicazione mi sa che ognuno di voi si è ricordato qualcosa, no? Serviva questa cosa, no? Sono contenta perché vedo qua persone molto più giovani di me lodare il Signore ed è bello riuniti qua e lodare l'eterno amore che è Dio amore, no? Quindi in questo momento vi invito a chiudere i vostri occhi e ringraziamo il nostro Signore. Grazie Padre per tutto quello che fai per noi, per questa Chiesa, per tutte le persone venute qui oggi che volevano Te, stanno cercando Te e hanno un cuore aperto e hanno fame di Te, vogliono Te, no? Vogliono cercarti e gridano il Tuo nome, gridano che vogliono la Tua presenza. Ti ringrazio per tutte le persone qui riunite, no? E sono contenta perché Tu fai questo, noi non facciamo niente, Tu ti metti all'opera e noi siamo qui soltanto per servire, Padre. Io Ti ringrazio, Padre, perché le persone hanno offerto il loro cuore e quello basta e avanza, Signore. A volte noi pensiamo all'offerta monetaria, ma io penso anche che la cosa importante è offrire la propria vita.
offrire se stessi a te, Padre. E queste persone sono venute qua per cercarti, Padre. Ti ringrazio ancora per tutto quello che stai facendo per noi, per questa Chiesa, per la lode che offriamo a te, Padre, che è una lode sincera col nostro cuore, Padre. Noi siamo veramente miseri, siamo veramente anche noi come veramente siamo miseri, siamo dei barboni, non so che dire, però so che tu, Signore, ci cambi e ci trasformi e ci ami così come siamo. E ti ringrazio per tutto quello che hai fatto oggi, perché sei stato tu che hai fatto, noi non abbiamo fatto niente. Grazie ancora per ogni cosa e grazie, Signore, perché ci puoi guidare avanti e benedici tutte queste persone qua presenti, le loro famiglie e le loro menti, che il loro cuore sia veramente aperto a te, possano pensare a te e avere uno spirito rinnovato. Grazie ancora nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen. Ringrazio tutti quelli che sono venuti, ringrazio tutti i grandi, piccoli e medi, ringrazio tu che sei qua, ringrazio te che ci stai seguendo da casa, sia in diretta sia dopo. Abbiamo solamente un annuncio questa sera, però prima una domanda. A chi è che piacciono le feste qua? Le feste, nessuno. Sono tutti quei giorni cristiani, no grazie, non fumo, non bevo, non faccio festa. Mamma mia, in un certo senso gloria a Dio, però dai, ci possiamo anche divertire anche noi, facendo festa, mangiando, bevendo tutti insieme. A nessuno qua piacciono le feste, a nessuno. Sulle manine con le feste, Grazie fratello, uno di te, Dio ti benedica. Dio ti benedica laggiù in fondo. Ok, allora signori, vi invito caldamente per una festa, uno dei momenti più belli dell'anno che sono i nostri battesimi, ok? Domenica 1 settembre siete tutti invitati a partecipare ai nostri battesimi. Ma come? Ne abbiamo già avuto uno quest'anno e ne avremo un altro perché ci è piaciuto così tanto. Perciò tenetevi liberi il mattina e pomeriggio di domenica 1 settembre. Come al solito ci incontreremo qui a Treviso per il nostro culto domenicale, dove potremo anche vedere questi fratelli che entreranno a far parte della nostra famiglia. Subito dopo il culto andremo tutti quanti insieme in mezzo ai saluti, in mezzo no, guarda devo andare perché sennò non trovo parcheggio, a Covolo di Pederoba dove siamo stati scorsa volta. Se non sapete dov'è, tranquilli, troverete messaggi nei gruppi con la posizione, potrete chiedere a qualcuno, potrete seguire qualcuno, ok? Dove potremo fare i nostri battesimi, celebrare insieme e subito dopo, ovviamente, festa, perciò mangeremo, perciò beveremo, portatevi dietro un pallone, ok? Per giocare, abbiamo dei campi lì da pallavolo, mi sa, solo. Comunque, fioi, un pallone, subito parte la partitina, ok? Domenica 1 settembre. Basta, mi sto dimenticando di qualcosa. 5. Ah sì, il parcheggio costa 5 euro se volete parcheggiare lì dentro, se no dovete parcheggiare a chilometri di distanza perché sinceramente non c'è cosa. Abbiamo un altro annuncio. Oh wow! Pulizie straordinarie a Treviso. Abbiamo bisogno di volontari. Qua chi è che sa pulire? Pulitori nella fede? Non ne abbiamo? Tranquilli, non preoccupatevi, ci sarà qui qualcuno pronto ad insegnarvi, ok? Ci sarà di sicuro qualche mamma che adotterà qualche ragazzo in modo che gli insegni per pulire, ok? Perciò chi è interessato a partecipare può contattare Patrizia, che non credo sia qua oggi, ma se non sapete chi è potete chiedere a Riccardo giù in fondo in modo che vi possa dare il numero. Se non sapete di chi sto parlando potete parlare con i pastori per poter fare questo lavoro tutti quanti insieme. Sono sicuro che uscirà fuori qualche opportunità per mangiare, bere, subito dopo, subito prima, forse. Non prometto niente, non sono io che le devo mantenere queste promesse, ok? Perciò ricordatevi, domenica 1 settembre i nostri battesimi, tenetevi liberi, trovate un passaggio che festeggeremo tutti quanti insieme. Per le coppie sposate con cui ho avuto abbastanza che dire stasera, il 15 agosto alle ore 11, potete andare al
non sono bravo a leggere questo font, Parco Iris? Sì, forse. Non è un problema mio, non sono sposato, è un problema vostro, guardate il volantino, ok ragazzi? 15 agosto portatevi magari qualche amico, portatevi magari qualche parente, giovani coppie fidanzate, questo non è il vostro momento, avrete il vostro momento, aspettate, ok? Mentre per le giovani coppie sposate siete tutti invitati il 15 agosto alle ore 11 a portare da mangiare, a portare da bere, condividere e festeggiare insieme. Mamma mia, stiamo facendo solo feste qua. Perfetto? Finito? Benissimo. Gli annunci qua, sempre un'avventura per il quale bisogna essere forti e coraggiosi. Chi si ricorda da dove viene? Sì, forte e coraggioso. Non te l'ho forse io comandato? Tutti bravi a leggere, fenomeni. Ok, vi invito ad alzarvi in piedi per concludere il nostro culto, per pregare insieme come Chiesa per questa forza, questo coraggio nel mantenere le nostre promesse, la saggezza di magari alcune promesse non farle se non siamo sicuri di mantenerle, e preghiamo insieme come comunità. Ti ringrazio, Padre, per questo momento che abbiamo potuto stare insieme, che abbiamo potuto divertirci, abbiamo potuto lodare il tuo nome, abbiamo potuto leggere le tue scritture. Ti ringraziamo per tutto quello che tu fai per noi, non solo oggi, ma tutti i giorni della nostra vita. Ti chiediamo, Padre, che tu possa benedire adesso i nostri piccoli gruppi, i nostri piccoli incontri, così come il restante di questa serata, i nostri ritorni a casa. Tutto questo io ti chiedo, Padre, nel nome di tuo Figlio Gesù. Amen. Buonasera a te che sei da casa. Ciao, ci vediamo.